Allora, rieccoci qua. Do la parola questa volta alla Presidente Donne in Campo. Donne in Campo, ricordiamolo brevemente, di che cosa si occupa? È l'associazione della Confederazione Italiana Agricoltura che raggruppa le donne imprenditrici e che a vario titolo occupa un ruolo in azienda. Ecco, che è una nostra associazione che è atta a migliorare proprio le donne sia a livello politico sia a livello professionale. E soprattutto impegnarle anche sotto il profilo politico, perché le donne sono impegnatissime quando lavorano nel settore dell'agricoltura, fanno 100 cose, ancora se ne fanno già 100 normalmente, ancora di più, no? Sai che le donne, dico sempre che sono multitasking, no? Facciamo 80 cose in contemporanea. Quindi sottrarsi a quelle 80 cose e farne una anche per la collettività, giusto? Sì, adesso infatti stiamo facendo anche il progetto con le scuole che stiamo cercando tramite Donne in Campo di entrare nelle ore di educazione civica a livello trasversale, che così gli alunni possono uscire e imparare tramite le nostre aziende. Ah, cioè? E sì, abbiamo vinto anche, siamo arrivati secondi anche nel progetto Fuori Classe, che si chiama proprio della Regione Veneto, Fuori Classe, perché è un progetto che così i bambini, in questo caso con la scuola primaria, vanno 8 ore in aziende agricole con un progetto. In questo caso noi abbiamo fatto il progetto Prendersi Cura e l'abbiamo fatto in tutti i 5 anni della scuola primaria, quindi prendersi cura dell'ambiente, di se stessi, degli altri. È un progetto a 360 gradi che ci vede addirittura anche coinvolte sia all'interno della scuola, sia a fare delle uscite con loro, ma anche al mercato agricolo, al fare delle passeggiate in centro. E loro per come fargli reagiscono? vedere... Gli piace? Beh sì, per me è un progetto, quest'anno sarà un progetto pilota, ma spero che nei prossimi anni prenda proprio una valenza molto importante. Maggior contatto con la realtà, insomma. Sì, proprio noi abbiamo iniziato vera. con la scuola, che le maestre e gli insegnanti sono state entusiaste di questo progetto e abbiamo proprio strutturato il progetto insieme, quindi è stato un lavoro di gruppo e quando c'è il lavoro di squadra le cose oltre che vengono fatte meglio, ma sono con delle viste diverse, perché chiaramente noi non siamo insegnanti ma siamo coltivatrici e loro dall'altro aspetto pedagogico sono chiaramente più informate di noi. Infatti, questo sì, è importantissimo. Invece per il Natale, nuovi suggerimenti che possono essere originali, che possono anche piacere, chi ancora deve pensarci cosa potrebbe fare? Beh, chiaramente abbiamo parlato di cibo fino adesso, quindi io penso che adesso tutte le persone, tanto più che abbiamo detto che adesso il consumatore è un consumatore intelligente. Consumatore intelligente vuol dire che è una persona che si informa sulla qualità. Abbiamo parlato di carne sintetica, invece vedo che le persone adesso cercano il biologico, la qualità delle materie prime, quindi tanto più che nelle feste, nelle occasioni, compleanni come può essere il Natale, come regalo cercano qualcosa di sfizioso, allora regalano, magari può essere la confettura, degli insaccati, dei sottoli, della pasta fatta in casa, io vedo dei dolci, io vedo che questo format va benissimo, insomma è sempre molto più richiesto. Mi diceva fuori onda anche dei buoni per andare a cena in un agriturismo, no? Sì, perché tante volte anche soprattutto una coppia con famiglia così, allora c'è l'occasione che dici dai che regaliamo un buono cena per 2, che così è anche un modo per ritagliarsi del tempo e vedo che va tantissimo. Anche quello può essere un bellissimo suggerimento. Arrivano un paio di messaggi, li leggiamo. Sposo pienamente tutto quello che ha detto il Presidente Passarini e avendo un allevamento so cosa vuol dire stare alle regole, stando attenti a tutto. Vero che l'agricoltura aiuta il clima e poi è circolare con l'allevamento in tutto e per tutto, scrive un telespettatore, Presidente Passarini. E l'altro messaggio, chiedo se la regia me lo può mettere in onda, che così non l'abbiamo letto poco fa, vediamo un attimo, eccolo qua. Dice finirà che i ricchi continueranno a mangiare carne vera e salutare, costosissima, mentre la massa costretta a nutrirsi con pastoni chimici fatti in laboratorio. La cosa è questa, voglio chiedere al Presidente, non c'è proprio questo rischio, nel senso che siccome diventa sempre più penalizzante per moltissimi allevatori tenere il bestiame, allevarlo, accudirlo, eccetera, sia per il latte che per la carne, prescindere,
vendere, sappiamo le difficoltà che ci possono essere oltre alla manodopera, e questo disincentiva, si fa di tutto quasi per disincentivare questa attività. Non potrebbe essere al contrario, cioè che si diffonda tutto in virtù di queste multinazionali più facilmente il cibo sintetico, questa cosa sintetica, questa specie di carne sintetica, e che la carne naturale, normale, diventi costosissima perché è detenuta da pochi, cioè pochi ne produrranno perché pochi avranno la possibilità di avere questi allevamenti. Ma è uno scenario, ripeto, che vedo abbastanza remoto. Noi abbiamo, sicuramente possono esserci dei rischi, potrebbe essere un'ipotesi nell'arrivare lì, potrebbe essere, adesso se vogliamo fare un po', no, i terapeutisti, magari un disegno sottostante che ci sta, però voglio dire, insomma, non è solo l'Italia che gode di sistemi di allevamento. In Europa abbiamo importanti paesi che fondano la loro economia, la loro agricoltura sul sistema di allevamento. Io credo che noi dovremmo lavorare, lo dicevo prima, per renderlo sempre più sostenibile e meno impattante. Questa sarà l'unica strada, perché è vero che oggi il consumatore vuole un cibo più sostenibile, no? I tre declinazioni della sostenibilità ambientale, sociale, economica. E allora è chiaro che su quelle direttive noi dobbiamo lavorare. Del resto, guardi, ancora prima della pandemia fu coniato un grande progetto europeo che era il Green New Deal. Questo grande contenitore all'interno del quale ci sono delle direttrici che ci portano a obiettivi di sostenibilità da qui al 2030, l'agenda 2030, l'agenda 2050. Cioè, quelli sono stati temi nei quali noi abbiamo fondato anche le nostre politiche economiche, anche le nostre politiche di sostentamento, se penso alla PAC, cioè questa politica agricola, queste risorse che sono degli agricoltori, che vengono messi a disposizione degli agricoltori. In quale ambito? In un ambito di condizionalità, cioè io ti condiziono a produrre meglio dal punto di vista dell'ambiente, del risparmio idrico, della cattura della CO2, del rispetto degli animali, del rispetto, voglio dire, delle emissioni, e per questo io ti do delle risorse. E quindi è chiaro, dovremmo praticamente banalmente dire ci siamo sbagliati, facevamo prima a dire vabbè, produciamo tutti i bioreattori da qui a domani e quindi non mettiamo più risorse nel rendere migliori le nostre stalle, le nostre agricolture, i nostri territori. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche all'interno dell'Europa c'è una sensibilità sicuramente legata alla sostenibilità. Devo dire che ci sono stati anche attraverso il sistema politico italiano, abbiamo posto delle condizioni, cioè abbiamo detto guardate che la transizione non si fa dall'oggi al domani, non è un interruttore che si accende e si spegne, perché il rischio è mettere in difficoltà le nostre produzioni di eccellenza, quindi rischiare che per una minore produzione che facciamo noi in Italia apriamo ad esempio all'esigenza di importare. Quindi io non vedo questo rischio, cioè lo vedo. Probabilmente magari non ne ho la competenza per poterlo vedere, però io credo che l'obiettivo che ho come presidente di un'associazione di imprese agricole è quella di rendere sempre più e far capire attraverso anche la formazione che facciamo quotidianamente sui nostri agricoltori che sono anche, vedete, quello che ci si dimentica sempre, che i nostri produttori sono anche consumatori e non è che sono figure che delocalizzano all'estero le produzioni per poi portare il valore in Italia, sono sul territorio e quindi sul territorio ci vogliono rimanere con gli investimenti e quindi con i loro anche progetti familiari e di vita. Credo che noi dobbiamo dar forza a questo tipo di situazione, a questo tipo di figura. Dopodiché le multinazionali faranno le multinazionali, cioè certo. Il tema delle multinazionali non è da oggi, è da sempre, lo abbiamo visto quando si producevano prodotti industriali, sempre abbiamo dovuto un po' trovare quell'equilibrio tra quella che era l'agricoltura e quella che era il sistema industriale gestito dalle multinazionali. Chiaro. Guardi, il tempo è volato, mi sa che faremo nella prossima occasione, a questo punto con l'inizio di gennaio ci rivedremo, Presidente, per fare un po' il punto sull'annata agraria, perché abbiamo sforato. Io la ringrazio tantissimo di essere stata con noi, le facciamo tutti noi i migliori auguri per le festività, per Natale, grazie. Grazie a voi, ricambio di cuore e speriamo che sia un Natale sereno, un anno sereno e soprattutto l'insegna anche
e questo lo dico da uomo, insegna del rispetto delle donne. Dobbiamo cominciare noi, lo dice anche il nostro Presidente nazionale, lo ha detto anche nell'ultima assemblea, per primi noi, quindi dobbiamo cominciare a capire che le donne a fianco a noi sono un valore aggiunto e non sono un limite, anche con le loro posizioni, con i loro obiettivi, con tutte quelle che sono le ambizioni che hanno all'interno di un sistema, di un rapporto di coppia piuttosto che di una famiglia. Quindi l'augurio mio è questo. Grazie, speriamo Presidente. che noi maschi cominciamo ad imparare qualcosa. Grazie ancora Presidente, grazie anche alla Presidente Michela Brogliato che è venuta qui con noi presente, le facciamo anche a lei tantissimi auguri, buon lavoro perché avrà un periodo full, mi raccontava di un numero di ore di lavoro insormontabili, ce la tenga duro. Grazie ancora cari telespettatori, io vi ringrazio di averci seguito, la puntata poi la potete rivedere naturalmente su internet, noi ci vediamo domani, buon proseguimento e a presto.